Salve a tutti! Con questa rubrica cercheremo di scoprire e riscoprire alcuni degli interpreti della canzone napoletana del Novecento. Un'operazione difficile visti i tempi, ma ci proviamo. Parleremo dei cantanti nati tra il 1900 e il 1965. Questa puntata è dedicata ad una voce degli anni 60 che è passato dalla musica leggera all'insegnamento al conservatorio. Luciano Tomei. Luciano Tomei nasce a Napoli il 7 maggio del 1946. Diplomato al conservatorio in pianoforte e composizione, il cantante debutta nel 1964 all'8° Festival delle Voci Nuove di Castrocaro. Dopo questa performance si esibisce nei maggiori locali di tutta la penisola. Dopodiché si lega all'etichetta Phonotype ed incide il primo 45 giri. Nel 1965 prende parte alla rassegna Ribalta per i Festival e alla Caravella dei Successi di Bari. L'anno successivo, dopo aver firmato un contratto discografico con l'etichetta EDB, debutta con il 45 giri Mi piace come sei, registrato con i 4+4 di Noro Orlandi. Nel 1966 debutta al Festival di Sanremo con la canzone Quando vado sulla riva. Debutta poi al Festival della canzone napoletana con il brano Non m'abbandonà, interpretata in abbinamento con Mirna Doris. L'anno successivo prende parte allo spettacolo Teatro della canzone con Maria Paris e Pina Lamara. Nel 1968 ritorna al Festival di Napoli per interpretare le canzoni Dim che torna a me di Vittorio De Sica e Serenata azzurra di Sergio Bruni. Ospite in diverse puntate del programma televisivo Studio 1, nello stesso periodo debutta a teatro, partecipando ad alcuni spettacoli musicali e dopodiché, alla fine degli anni 60, si ritira a vita privata. Si dedica all'insegnamento del canto e alla composizione presso il Conservatorio di San Pietro a Maiella di Napoli. Ci sarebbe tanto da aggiungere, ma il tempo a disposizione è finito. Fortuna che c'è internet! Vi invito a cercare le canzoni su YouTube. Vi invito a cercare nelle enciclopedie che parlano della canzone napoletana e dei suoi interpreti. Inoltre, di Luciano Tomei potete vedere qualche video su YouTube e su Facebook proprio durante gli insegnamenti, accompagnato dal figlio. Per chi volesse vedere questa puntata ed altre, può farlo visitando i social. E con questo ci salutiamo dando spazio alla voce. E ricordate, la memoria ci salverà dall'omologazione. Penso. Grazie per la visione e alla prossima. Statevi buoni! Ci siamo dati l'ultimo appuntamento, l'ultimo appuntamento. Per cielo ma perché sti mani chiuse stringono, sti mani chiuse stringono mentre che ci vicino. Addio. Ma perché sti bocche chiuse cercano, sti bocche chiuse cercano e non diciamo ancora addio. No, non va a morire, non va a morire, pintasticore, st'amore, per te sol'aria, per me sì io solo che non muore. Ma perché
sti mani chiuse stringono, sti bocche chiuse cercano e noi diciamo ancora addio. Sia sola, oh solo che non muore, ma perché sti mani chiuse stringono, sti bocche chiuse cercano e noi diciamo ancora addio.